Buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Tarantino, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Dobbiamo cominciare con le note dolenti, purtroppo l'episodio di violenza a Villa Bellini ieri pomeriggio, non sono passati neanche 2 mesi dallo stupro di gruppo della ragazzina di 13 anni. Questa volta è toccato a 2 ragazzini, 2 giovanissimi catanesi che sono stati pestati dal branco, scaraventati poi dalle scale. Noi abbiamo sentito anche la testimonianza, sindaco, delle mamme che sono angosciate per quello che è capitato ai loro figli. Ascoltiamo. Schiaffeggiati, scaraventati dalle scale, poi presi a calci in testa ed ancora una volta a Villa Bellini, che sale di nuovo agli onori della cronaca dopo lo stupro di una tredicenne e l'aggressione al fidanzatino avvenuti il 30 gennaio scorso ad opera di un gruppetto di egiziani. A distanza di 2 mesi l'orrore si ripete, una violenza cieca e gratuita che ha visto coinvolti 2 ragazzini catanesi di 14 e 15 anni che stavano passeggiando ieri pomeriggio all'interno del giardino. E intorno alle 18:30 che si consuma la violenza, sembra che durante la camminata uno dei giovani abbia sfiorato un gruppetto che si muoveva in bici. Forse il pretesto per attaccare è a quel punto che il branco con accento catanese si scatena. La ragazza viene spintonata, aggredita e gettata dalle scale. Pochi attimi e tanta paura per le 2 vittime che trovano la forza e il coraggio di scappare. Corrono a perdifiato prima di incrociare 3 poliziotti delle volanti a cui in lacrime riferiscono la scena. Angosciato il racconto delle mamme delle 2 vittime intercettate davanti agli uffici della squadra mobile. Caro sindaco, caro consiglio comunale, cari uomini di potere, volete un giovane morto? Volete una giovane morta? La Villa Bellini è diventata una giungla. Mia figlia è stata presa a calci in testa, buttata dalle scale e così il suo amico. Dobbiamo e dovete intervenire immediatamente. Questi ragazzi sono dei poveretti, molto violenti. Ci sono poche telecamere, non tutte funzionano. La polizia c'è la mattina ma non c'è il pomeriggio. Mio figlio è molto scioccato, adesso lui è arrabbiato perché dice che non è possibile che noi giovani non abbiamo dove andare, non sappiamo cosa fare, non possiamo uscire di casa. Ed ora tocca agli investigatori che stanno già visionando le immagini delle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza messi a disposizione dalla Polizia Municipale di Catania. Allora, rientriamo in studio in diretta con il sindaco di Catania Tarantino per dirle, sindaco, che è arrivato in questo istante un documento della prefettura di Catania che dice che è stata disposta, in seguito proprio a quello che è capitato, l'attivazione di un piano straordinario di controllo della Villa Bellini attraverso l'impiego di pattuglie interforze che si manterranno costantemente operative durante gli orari di apertura. Questo viene dal capo di gabinetto Gulli della prefettura di Catania, è arrivata pochi minuti fa in redazione. Sindaco. Sì, ma desidero precisare che questa nota non riguarda quel che è stato fatto nelle ultime 24 ore. Questi presidi interforze già sono stati attivati da tempo. Ieri pomeriggio, quando si sarebbe verificato questo fatto, erano presenti 2 pattuglie della polizia locale. Apprendiamo che ce n'era una anche della Polizia di Stato. Ci sono 12 telecamere funzionanti su tutta quanta la Villa Bellini, quindi io comprendo il dolore delle mamme, perché io sarei ancora più ecco, con eufemismo direi infastidito, sarei molto più arrabbiato di loro se dovesse accadere ai miei figli, però si rivolgono al sindaco, si rivolgono al consiglio comunale, si rivolgono alle istituzioni che tutto quel che possono fare lo stanno facendo. È chiaro che non possiamo poi pretendere che vi sia l'esercito in tutta quanta la villa con uomini armati. Ma lo so, per dire, sindaco, scusi se la interrompo, posti fissi? A posti fissi, oltre che sono 2 pattuglie, più ancora che il posto fisso, ci sono 2 pattuglie che girano. Peraltro una pattuglia è stata anche inquadrata dalle vostre telecamere. Però la mamma di uno dei 2 ha detto che questa è una giungla, cioè hanno preso mia figlia a calcio in testa, l'hanno buttata dalle scale. Dice, ci sono le telecamere, ma le telecamere che ci sono evidentemente sono poche. E poi ma dice, direttore, mi perdoni, le telecamere non è che possono prevenire, le telecamere servono poi a reprimere, quindi non possiamo dire che sono poche, perché magari quello che è successo è stato inquadrato e allora verificheremo dalle telecamere, o meglio verificheranno gli organi di polizia dalle telecamere che cosa è accaduto e si interverrà. Non è che le telecamere hanno uno scopo preventivo, solo preventivo, perché se succede qualcosa improvvisamente comincia a suonare una sirena, hanno lo scopo di accertare, una volta che c'è un reato, chi l'ha commesso ed eventualmente consentire l'individuazione degli autori.
Però il piano straordinario di controllo di cui parla la Prefettura di Catania avviene in seguito al nostro servizio? Assolutamente no, è stato già attivato da tempo, perché comunque il controllo interforze c'è già da parecchio tempo. E malgrado questo però... Quindi chiedo a lei, chiedo alle mamme cosa avremmo potuto fare. Io credo che ogni volta, ripeto, io comprendo perfettamente il punto di vista di quelle mamme, perché anche io probabilmente mi comporterei allo stesso modo, però da un punto di vista propositivo, che cosa possiamo fare in più? E naturalmente dobbiamo agire sull'educazione, c'è tutto un sistema che sta funzionando in sintonia sul problema della dispersione scolastica, sul problema della repressione della baby gang, sul problema dell'attivazione di presidi di controllo nei quartieri più a rischio all'interno degli istituti scolastici, tutto quello che si può fare da un po' di mesi, lo stiamo facendo congiuntamente, in assoluta sintonia, forze di polizia, prefetto, sindaco, curia, tutti ci stiamo attivando, Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica ordinaria, siamo tutte quante le forze concentrate sulla possibilità di dare risposte. Questo non significa che noi possiamo, sarebbe bello se lo potessimo fare, ma che noi riusciamo improvvisamente a impedire la perpetrazione di alcuni fatti illeciti, come mi permetta di dire, senza che questo ovviamente sia una scusante, un alibi, per carità, non mi permetterei mai, ma come avviene in tutte le città d'Italia, in tutte le città d'Europa. Non è certamente per noi un alibi, perché dobbiamo essere sempre più reattivi, ma tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo. Questo è assolutamente confermato, chi viaggia, chi gira queste cose le sa moltissimo. Tra l'altro mi permetta di dire, potrei anche dire che stiamo aspettando che ci diano questa maggior dotazione di vigili, ma non è neanche questa la risposta, perché una volta che tu hai 2 pattuglie dentro la villa non ne puoi mettere più di 2. Le volevo chiedere questo dal punto di vista di quelli che fanno queste cose, secondo lei, perché bisogna interrogarsi anche su questo. L'altro giorno il Presidente del Tribunale per i minorenni Di Bella ha detto che certo tra i giovani, chiamiamoli così, a rischio, non stiamo parlando, sono a rischio quelli che meno hanno, come dire, simpatia per la legalità, hanno il mito di Santa Paola. Santa Paola è un boss mafioso, per chi non lo sapesse, condannato sepolto dagli ergastoli al 41 bis, malgrado sia di età avanzata, ma che ha capaci, che ha l'assassinio di Fava. Ma è possibile che in una città come Catania ci sia il mito di Santa Paola? Io non ho chiaramente elementi per dire quale sia la percentuale di cittadinanza che abbia il mito di Santa Paola, in che misura ci sia questo mito. Il Presidente del Tribunale per i minorenni, altrimenti non lo direbbe, no? Direttore, infatti sto dicendo che non è vero, sto dicendo che non so in che percentuale questo mito sia presente, ma è inutile negare che Catania viene anche da una stagione di vicinanza alla criminalità, di grossa presenza della criminalità, che l'autorità giudiziaria ha fortemente ridimensionato. Quindi non si può pensare che il processo di trasformazione o di cura dalla degenerazione possa avvenire nell'arco di pochi anni, c'è bisogno di un lavoro più incisivo, determinato anche dal fatto che in passato probabilmente non c'è stata la stessa attenzione rispetto al tipo di cura nei confronti di certa gente, di certi quartieri. Sono nate tantissime associazioni che si stanno attivando favorevolmente, più associazioni sane nascono, meno associazioni a delinquere possono invece crescere. Lei è andato recentemente a Paternò a parlare con i giovani, com'è andata? Di che avete discusso? Noi abbiamo parlato di problematiche strutturali di alcune scuole, di alcuni licei, quindi questione della città metropolitana, problemi in parte già risolti, altri li abbiamo conosciuti in quell'occasione, stiamo già intervenendo, subito abbiamo attivato il sistema di verifica da parte degli organi della città metropolitana, l'ingegnere Nicosia si sta attivando e stiamo provando ad avviare al più presto a soluzione questi problemi, perché non è ammissibile che in una scuola, in un liceo, la palestra rimanga chiusa per 5 anni. Questa cosa no. Le volevo chiedere, Sindaco, ma la cosa delle corse dei cavalli, lei non c'entra niente, è ovvio che non è cosa, però
Enrico Rizzi, per esempio, è l'ultimo, ma è incommiabile, è un influencer che si occupa di questo e quindi lo diffonde con i suoi mezzi, che sono importanti. Allora, ci sono gli ultimi casi registrati nella zona che si chiama Campanito, nel territorio di Palagonia, e poi a San Cristoforo, dove sono state scoperte solo, dico le ultime cose, 5 stalle abusive dentro le quali c'erano carretti utilizzati. Vedete un po', queste sono le corse. Ora, non è che è soltanto pittoresco qua c'è niente di pittoresco, perché lì ci sono scommesse fatte da Cosa Nostra, dalla mafia, ci sono giovani che vanno lì, ci sono cavalli trattati come vengono trattati, farmaci dopanti, si può col sindaco anche dal suo come dire, pulpito, dal suo logo, dire qualcosa su questo. Direttore, mi piacerebbe che questa gentaglia mi ascolti per eventualmente non fare più quello che viene fatto. Il dato comunque che emerge di positivo rispetto a quel che ha detto è che sono stati scoperti 5 di queste stalle e si è intervenuto attraverso un'attività repressiva. Ovviamente non mi occupo delle cose di Palagonia perché non mi riguardano, certo. Però ribadiamo, mi secca dire che qualcosa non riguarda le mie attribuzioni, ma la sicurezza non appartiene al sindaco, la sicurezza appartiene a più organi, il sindaco in qualche modo è coinvolto, ma ribadisco, fra tutti questi organi c'è la massima sintonia e credo che lo stiamo dimostrando con un'attenzione che in passato non è stata forse mai riscontrata in termini di appunto di sintonia dello sforzo. Ci fa piacere sentirlo dire. Grazie sindaco, facciamo una breve pausa e poi ci ritroveremo in diretta con il sindaco di Catania, Trantino. Grazie. Eccoci di nuovo insieme con il sindaco di Catania, Trantino, riprendiamo il colloquio con lui in diretta. Innanzitutto parliamo di Piazza San Francesco che diventa area pedonale da domani, è vero sindaco? Sì, di fatto già lo era, potremmo dire, nel senso che comunque c'era già il provvedimento di chiusura della piazza, si poteva ancora utilizzare un lato, quello per scendere verso via Vittorio Emanuele. Abbiamo compreso che cambiando il senso di marcia di via San Francesco, che è la prosecuzione della via Teatro Greco, alla fine avremmo potuto tranquillamente realizzare questa chiusura fisica attraverso barriere per liberare interamente la piazza dalle macchine, anche perché non dimentichiamoci che parliamo di un sito UNESCO e quindi dobbiamo preservarlo secondo le precise direttive che ci giungono dall'Agenzia europea, anzi mondiale, chiedo scusa. Quindi per questa ragione noi avevamo l'esigenza di liberare dalla sosta selvaggia la piazza. Purtroppo la gente, nonostante non si potesse, parcheggiava lì. La cosa migliore da fare è stata appunto creare questo sbarramento fisico, fermo restando che non incide sulla circolazione delle autovetture, perché scendendo da via San Francesco si può riprendere la via San Giuseppe al Duomo e tornare indietro attraverso via Merletta su via Vittorio Emanuele. È un giro in più di 300 metri. Quella è Piazza San Francesco, tanto per chiarirci, che a Catania è conosciuta meglio come Piazza Sdummet. Esatto, Piazza Sdummet, va bene. L'altra volta ci hanno rimproverato, sindaco, che abbiamo dato poco spazio agli ascoltatori. Lo facciamo subito. Allora, il WhatsApp è cominciato. Vedete lì sotto, ora poi lo leggo. Avete lì sotto, a destra il WhatsApp, a sinistra tra un po' ci sarà anche la mail. Allora, ma si può chiedere al sindaco come mai per lui va tutto bene e ci sono stati 2 atti di violenza in breve tempo, cioè di riferimento al 30 di gennaio lo stupro della ragazzina e adesso ieri alla Villa Bellini. Allora, per quanto riguarda il secondo atto di violenza, quello di ieri, attendiamo l'esito delle indagini per capire cosa è accaduto e poi ne parleremo, fermo restando che non è che ho detto che va tutto bene, ho detto semplicemente che dobbiamo giudicare nel contesto generale in cui ci muoviamo come società moderna, non a Catania ma in tutto il mondo. Non ho ereditato la città del sole di Tommaso Campanello dove tutto funziona alla perfezione. Non possiamo pensare che improvvisamente, ma non Catania, una sola città del mondo sia scevra da episodi di aggressione e violenza, perché fin quando ci sarà malessere, frustrazione, disagio sociale, ci sarà subcultura mafiosa, ci sarà inciviltà,
Purtroppo sarà inevitabile che questo accada. Io quello che devo fare, noi quello che dobbiamo fare è comunque concentrare i nostri sforzi per reagire. Grazie, vediamo un po'. Allora 342 74 55 005 è per i WhatsApp, mentre invece la mail ve la leggo io, eccola qua, la vedete, Sicilia 24 Focus, tutto attaccato, poi c'è la chiocciola e poi tutto attaccato telecolor.it. Quindi se ci sono già i messaggi li possiamo leggere. Eccolo qua. Mi appello, appunto, 3 punti esclamativi, al sindaco per porre fine all'indecoroso spettacolo, alla circonvallazione dei venditori di tappeti e di frutta e verdura con la merce che occupa la strada e il marciapiede, quindi sequestrabile, dice. Sì, se in effetti la merce occupa la strada è sequestrabile. Io ho chiesto di intervenire, sappiamo qual è la situazione dei vigili con 2 sole pattuglie dedicate a questo genere di servizio. Ogni giorno ci sono sequestri, non alla circonvallazione, però quello che chiede questo telespettatore certamente è una cosa che dobbiamo fare, su cui dobbiamo intervenire e dare una risposta, perché poi sono sempre gli stessi, sempre nei soliti punti, e un effetto dissuasivo lo dobbiamo generare. Quindi può essere sequestrato se esce, diciamo, fuori? Se è poggiata sul suolo stradale. Sarà fatta questa cosa? Sì, adesso chiedo io di fare un servizio specifico su questo. Perfetto, grazie. Allora, abbiamo ancora, questo credo sia un WhatsApp. Per carità, l'abbiamo fatto anche in passato, non è che stavamo aspettando questa sollecitazione. Fino alla settimana scorsa l'abbiamo fatto. Chiaramente non è che tutti sanno quello che succede, tutto quello che noi facciamo. No, ma non c'è dubbio. Infatti volevo segnalare, dice questo ascoltatore, le tante buche per tutta Catania. Bisogna asfaltare subito tutte le strade, sono trazzere, non si riesce a camminare più con gli scooter. Questo il motorino, insomma. Ribadisco quello che abbiamo detto 2 venerdì fa. Avevamo concordato con la Regione Siciliana un piano di intervento per supplire la mancanza di risorse e mettere nell'FSC la realizzazione della bitumazione di tutte le strade. Ci siamo dovuti fermare perché c'è la programmazione del commissario per la depurazione che deve realizzare la fognatura per l'80% del suolo cittadino con l'apertura di cantieri e l'apertura di queste strade. Intervenire adesso bitumando le strade che poi saranno di nuovo scassate credo che sia una follia. Pertanto intanto ci concentreremo su questo 20% di strade che non saranno interessate ai lavori. Ho chiesto di avere l'elenco per chiedere che ci finanzino questo intervento. Poi progressivamente, una volta che ci saranno questi lavori, si interverrà su tutto. Se poi mi si chiede sulla tempistica, qua c'è un mondo surreale che si apre, perché il commissario per la depurazione non può attivare i lavori, perché appena bandisce le gare c'è la SIE, che è una società che dovrebbe gestire il servizio idrico, che impugna, e nell'incertezza di quel che succede è chiaro che non possono andare avanti. Benvenuti nel mondo della pubblica amministrazione. Benvenuti nel mondo della pubblica amministrazione, davvero, detto dal sindaco di Catania Trentino. Sindaco, cosa ci dice del tunnel ingresso città, viale Vincenzo Giuffrida in condizioni disastrose? Se si riferisce a quello alla fine di viale Mediterraneo, penso che sia questo, sarebbe praticamente quel che noi chiamiamo svincolo dell'autostrada. Credo che questo tunnel appartenga all'ANAS, non so se già sono stati programmati dei lavori, so che comunque devono essere compiuti dei lavori in quella zona, non so se dentro il tunnel o poco adiacente. Comunque sono in programma sì, adesso non so neanche in che termini sia disastroso, perché se è un problema puramente estetico è una cosa, se è una questione strutturale chiaramente sarà stata attenzionata. Vai scooter, quindi c'è il problema delle buche. Buonasera, perché non si chiede all'esercito di presidiare Villa Bellini e svincolare le forze dell'ordine per altri servizi? Grazie e buon lavoro. Quando ho detto prima benvenuti nel mondo della pubblica amministrazione, mi sono permesso di dirlo perché non vorrei che passasse l'idea che tutto si può fare ed è facile farlo. Io ho chiesto al Ministero di mandarci più militari, così sulla base dell'operazione Strade Sicure che c'è stato nel passato, se non addirittura Vespri Siciliani. La fine del servizio di leva, che ancora dava una dotazione non indifferente durante i Vespri Siciliani del 94, chiaramente ha di molto indebolito le dotazioni di organico dell'esercito. Morale della favola, nonostante Catania abbia avuto l'impegno da parte del Ministro dell'Interno per il suo massimo sforzo, noi abbiamo ottenuto 15 militari in tutto. 15 militari che però, non dimentichiamoci, sono molto utili perché sono quelli che
24 ore su 24 presidiano facendo avanti e indietro con la loro macchina via Etnea. Tant'è vero che baby gang su via Etnea se ne vedono sempre meno, o quantomeno sono molto più controllate. Infatti ha fatto bene a precisarlo, perché mi stavo chiedendo anch'io dove, pensavo dalla parte della stazione, no, invece sono proprio in via Etnea. Sì, su via Etnea. Sono 15 sì. Certo, uno gli viene il pensiero, dice, ma è un salto a Villa Bellini. Ma se ci sono già due macchine che dobbiamo... No, infatti il telespettatore dice per eventualmente liberare l'area dai vigili e dalla polizia, però in questo momento, non potendo contare sui militari, intanto mettiamo i vigili per la sicurezza dei nostri cittadini. Andiamo avanti, altri messaggi. Buon pomeriggio a tutti. Ma il sindaco Trentino, quando dice che le mamme dei giovani pestati alla Villa Bellini non devono rivolgersi a lui e alla giunta, è serio? Chiede questo ascoltatore o ascoltatrice. Ma quando si è candidato alle elezioni pensava di ereditare una città tipo Oslo o Stoccolma? No. Rispondo così, non ho mai pensato di ereditare una città come Oslo o Stoccolma, ma non mi sono mai permesso di dire, perché sono una persona seria, che sarei arrivato e non ci sarebbe stato più un'aggressione da qualche parte. Bisogna essere seri da tutti i punti di vista, bisogna essere soprattutto consapevoli non solo delle proprie capacità ma anche dei propri limiti. Io mi sembra che con estrema genuinità ammetto certe condizioni di difficoltà della pubblica amministrazione che non sono solo nostre, perché purtroppo la carenza di organici anche della Polizia di Stato e anche dei Carabinieri, almeno la Guardia di Finanza per fortuna è in pieno organico, quindi non ho mai pensato di ereditare Oslo o Stoccolma, ma nello stesso tempo il fatto di non pensare di ereditare Oslo o Stoccolma non significa che venga meno quel che ho detto prima. Ma facendo il cattivo, sindaco, mi consenta, a chi si devono rivolgere allora? Se dice non devono rivolgersi al sindaco? No, fanno bene a rivolgersi al sindaco, perché il sindaco comunque è un interlocutore del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, quindi non vorrei, ecco, che ci fosse sia stato frainteso come che mi sia espresso male. Non ho mai detto non rivolgetevi a me, è chiaro che noi queste cose le portiamo settimanalmente al tavolo per l'ordine e la sicurezza, nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, e ne discutiamo, ci confrontiamo, cerchiamo di capire dove poter intervenire, quali sono i problemi su cui tempestivamente provare ad avviare una soluzione. Quindi non è che sto dicendo signori va tutto bene madama la marchesa, non mi permetterei mai. No, ho capito, quindi questa precisazione è importante, nel senso che non ha detto che non bisogna rivolgersi a lui, anzi fa parte del comitato. Assolutamente, ma io non solo, io oramai da tempo ho dismesso i panni di chi dice non è mia competenza, anche se non è mia competenza, nel caso dell'ANAS mi attivo e chiedo al direttore dell'ANAS che cosa si può fare per il tunnel di via Vincenzo Giuffrida. Perfetto. Dobbiamo cercare come amministrazioni di dare delle risposte. Esatto. Ci sono altre... Sì. Si può segnalare al sindaco che le pattuglie che cita dovrebbero essere appiedate o a cavallo e non automontate, comodamente seduti in auto, hanno poca efficacia. Io penso si riferisca a chi? Ai soldati forse? Non lo so, io quello che posso dire è che per quanto riguarda... Dice appiedate a cavallo e non automontate. Per quanto riguarda le pattuglie di vigili, lo step successivo è quello di fare presidiare la villa su biciclette elettriche, in modo quindi da questa è una bella notizia. Sì, ma l'avevamo già dato in passato, in modo quindi da poter intanto circolare senza dare fastidio da un punto di vista visivo con macchine che alla villa mi piacerebbe non circolassero, ma anche per poter circolare più facilmente e più spesso. Come no, certo, perché lì poi si sale, si gira, si scende. Per quanto riguarda quelle a cavallo, solamente la Polizia di Stato è dotata, non so se ne l'ho vista io, solo di 2 o 4 cavalli, quindi chiaramente anche lì la dotazione non è amplissima, non è così. Ma quando potrà avvenire questa delle bici elettriche per i vigili? Ha detto, per i vigili. Noi in questo momento mi pare che abbiamo solo 2 bici elettriche, credo. Non ricordo se le abbiamo già ordinate o le stiamo ordinando o se stiamo aspettando attraverso una linea di finanziamento già individuata che giungano. Quindi presto potranno girare, sì, quindi anche girare dentro. Ma nel frattempo l'importante è che ci siano. Guardate che ci siano e poi naturalmente sapremo come usarle, non abbiamo dubbi. Vediamo ancora. Buongiorno signor Sindaco, in via Santa Sofia, di fronte al nuovo Eurospin appena inaugurato, cespugli e veri e propri alberi invadono pericolosamente la sede stradale. Si può provvedere al disserbamento? Grazie Giuseppe. Giuseppe quindi nota che in via Santa Sofia, di fronte a questo nuovo Eurospin, che è inaugurato da poco, ci sono cespugli, anzi veri e propri alberi. Questa è una segnalazione costruttiva di cui terrò conto e chiederò all'Ufficio Verde di intervenire.
Vi prego solo, lo chiedo per la regia, perdonatemi la comunicazione di servizio, se me la potete girare. Sì, questa prendiamo nota e gliela daremo appena termina la trasmissione. Come mai ogni anno verso il 22 marzo arriva la Tari da pagare il 19 marzo? Allora, questo è un problema che mi è stato sollevato fra ieri e oggi da numerosissimi cittadini, per cui ho cercato di capire cosa sia accaduto. Direttore, mi sento anche, non lo so, non voglio manifestare una condizione di disagio oltre quella che già non rassegno quotidianamente agli uffici. Noi fino a 10 anni fa eravamo 5.000, al comune c'erano 5.000 dipendenti, oggi ce ne sono 2.000, peraltro di età ancora più avanzata, sempre più vanno in pensione. Abbiamo avviato un piano Marshall per le assunzioni adesso che, se tutto va bene, ci consentirà di avere 20 dipendenti in più in ragioneria a inizio autunno prossimo, perché nelle condizioni in cui ci troviamo c'è una persona per ufficio, in quanto dal 1990, come ho sempre detto, non si fa turnover. Pertanto ho preso che questi bollettini Tari o non vengono inviati o vengono inviati in ritardo, e mi sembra una follia, perché poi nel momento in cui inviamo la Tari e ci sono quelli di buona volontà che vogliono pagare, non li mettiamo in condizione di farlo e quindi di dotarci di quelle risorse finanziarie che ci farebbero risolvere tanti problemi. Io ho chiesto di incontrare chi si occupa della riscossione tributi per aiutarci in un servizio che abbiamo esternalizzato di digitalizzazione di tutto. Nel frattempo abbiamo nominato il nuovo direttore finalmente dei servizi informativi, che dovrà rivedere tutti i progetti che si erano bloccati, e alcuni riguardano proprio la riscossione tributi. Quindi io mi auguro che nell'arco di qualche mese questa cosa la possiamo razionalizzare, perché mi sembra veramente folle e scriteriato che di fronte a tanti cittadini disposti a pagare non li mettiamo in condizioni di farlo. Certo. L'ultima cosa che le chiedo, che gliel'avrò chiesto 50 volte, ma gliela ribadisco adesso: perché non si può rinnovare il turnover? Perché fino al 1990 si faceva, poi non si è fatto più, perché con il patto di stabilità ci sono state delle ferree regole di bilancio, per cui tutte le somme che incameriamo non possiamo noi destinarle automaticamente alle esigenze del comune. È una questione molto tecnica, noi dobbiamo destinarne una parte al fondo crediti non esigibili, dobbiamo destinarne una parte al risanamento della città, quindi rimanendone pochi è chiaro che non possiamo noi assumere. In passato c'è stato, poi il discorso del dissesto ci ha ulteriormente falcidiato, ora che ci stiamo riprendendo, ora che la COSFEL, che è l'organismo che ci autorizza le assunzioni, ci ha autorizzato a farlo, finalmente dopo 30 anni possiamo ripartire con 100 vigili urbani, meglio 80 più 20 che stiamo stabilizzando, 80 più 20. 20 istruttori di ragioneria, 20 istruttori all'urbanistica, così consentiamo di andare avanti su quelle pratiche che ogni volta sono stagnanti, non certamente a causa dei cittadini, ma per colpa nostra. Certo, questo è importante, mi piace chiudere così con queste note, diciamo così, di aggiornamento della situazione dello staff del comune. Ringraziamo il sindaco per essere stato con noi questa settimana. Venerdì prossimo ha degli impegni o potrà venire ancora? No, sono fuori Italia. È fuori Italia, allora ci rivedremo fra 2 venerdì con grande piacere, se lei sarà disponibile. Grazie e tanti auguri di buona Pasqua a tutti i catanesi. Grazie Sindaco, buona Pasqua a lei, buona Pasqua a tutti gli ascoltatori. La trasmissione continua, buon proseguimento e buon pomeriggio.